Tornare a scuola significa riportare in città migliaia di studenti che arrivano dalla provincia per frequentare gli istituti superiori. Da settembre bus e tram torneranno a popolarsi di studenti pendolari e per evitare il sovraffollamento la prefettura ha invitato Bus Italia Veneto insieme al provveditore agli studi e ai vertici di comune e provincia per un incontro per mettere a punto delle soluzioni. Il trasporto pubblico va ripensato in attesa delle linee guida ufficiali. Intanto si fanno avanti le prime proposte che saranno poi valutate nel prossimo tavolo previsto tra circa 20 giorni. L'orario di punta canonico dalle 7:30 alle 8:30 potrebbe allungarsi grazie agli ingressi scaglionati. Di sicuro quello che potremmo fare sin da subito è matchare, diciamo, i nostri dati con i dati che hanno le scuole, cioè di sapere da dove vengono gli studenti e a dove vanno, questo vale soprattutto per l'extraurbano, in modo da poter provare a creare delle linee dedicate che possono essere vantaggiose non solo in una fase post-Covid, ma di per sé, perché danno un servizio migliore, si va più veloce e si evitano anche le vie trafficate. L'idea è quella di studiare orari e linee più trafficate e di intervenire potenziando ad hoc i percorsi. Nell'ora di punta, tra le 7:30 e le 8:30, già i mezzi sono tutti fuori. E non è che si compra un autobus e arriva in qualche mese, i tempi sono molto più lunghi, quindi sarebbe più intelligente provare a diradare gli ingressi in modo da mantenere non un orario di punta e degli orari di morte dove non si muove nessuno, ma cercare di fare un orario di punta con meno eccessi, però un po' più lungo.